Dobbiamo prendere atto di questa scelta. Certamente non è un bel modo di finire il mandato, però oggi abbiamo un comune che ufficialmente è commissariato, inizia la campagna elettorale, perciò tra pochi mesi vedremo chi sarà il nuovo sindaco di Castelfranco. Nessuno ha l'aria di voler rimanere alla finestra nella città del Giorgione, dove già da tempo in verità si respira aria da campagna elettorale. Di certo la fine dell'era di Stefano Marcon è stata tutt'altro che indolore, con il diretto interessato che ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni, vista l'impossibilità di procedere con la mera decadenza rimbalzata per 2 volte dal Consiglio Comunale, con tanto distrigliata della prefettura. Dimissioni e decadenza, una differenza che è sostanza. Nel primo caso sarebbe subentrata la vice sindaca Marica Galante in continuità con l'amministrazione, con la seconda si aprono invece le porte al commissario prefettizio, ipotesi che la maggioranza voleva scongiurare. Il sindaco Marcon, da quando abbiamo iniziato la procedura di decadenza, ha sempre detto, anche pubblicamente, che le dimissioni non erano un'opzione. Evidentemente non c'erano più i tempi tecnici per scegliere tra il sindaco e il consigliere regionale. La partita Marcon o non Marcon adesso è un'altra, tutta interna al centrodestra. Se dal K3 la Lega ha già fatto sapere che non intende rinunciare al candidato sindaco, altrettanto fa il partito della Premier. Fratelli d'Italia è un alleato importante e strategico per la Lega e quindi ci attendiamo sicuramente di avere la candidatura a sindaco su Fratelli d'Italia. I meloniani ovviamente non fanno nomi, ma già sembrano avere in mente qualcuno o qualcuna. Come diceva una volta mio papà, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Credo che oggi abbiamo bisogno di avere in municipio una persona sicuramente fresca, giovane, innovativa, ma che abbia anche la capacità di motivare e di ripristinare determinate dinamiche positive in comune. Lo stesso Rizzo tra i papabili si sfila anche per motivi di lavoro. L'altra meloniana di peso è l'assessore uscente Roberta Garbuio, ma questo è ovviamente il momento della tattica. Noi ce l'abbiamo l'identikit ed è sicuramente un identikit molto molto positivo. Nome? No, questo non glielo faccio.